più piccoli comuni per numero di abitanti della città metropolitana di Venezia, Torre di Mosto deve il suo nome alla famiglia patrizia veneziana da Mosto, che in questa zona amministrava estesi terreni agricoli fin dal 1400. Tra gli edifici di valore storico, sulla piazza principale si trova il Palazzo Municipale. Iniziato nel 1901, conserva tutt'oggi intatta la struttura architettonica originale. Dopo essere stato utilizzato come ospedale austriaco nel corso della Grande Guerra, dall'8 gennaio al 2 aprile 1919, fu messo a disposizione della Croce Rossa americana. Tra le infermiere qui impegnate, anche la crocerossina americana Agnes von Kurowski, diventata l'amore di un suo giovane connazionale che, rimasto ferito qualche mese prima nella vicina Fossalta di Piave, ebbe modo di conoscere in ospedale a Milano. Il nome di quel giovane, allora sconosciuto, era Ernest Hemingway, futuro premio Nobel per la letteratura del 1954, il quale, una volta ristabilitosi, venne a farle visita a Torre di Mosto, dove lei era stata nel frattempo trasferita. Altro edificio di pregio artistico è la chiesa di San Martino Vescovo, più volte restaurata e risalente al 1734. Si caratterizza per importanti opere d'arte, preziosi altari con decorazioni in marmo veneziano e sculture ottocentesche di santi e sante. Torre di Mosto, dopo che tanti suoi abitanti in varie epoche storiche hanno conosciuto la dura realtà dell'emigrazione, attualmente, accanto alla tradizionale vocazione agricola, vede un consistente sviluppo di tutti gli altri settori, compresi servizi e turismo. Visto dall'alto si può notare nitidamente. Torre di Mosto è letteralmente abbracciato dal fiume Livenza. All'altezza di Riva Granda, la sua borgata primigenia, argini simili ad antiche possenti mura medievali cingono in un'ansia tutto il centro storico e, pur costituendo una barriera verso nord, hanno però consentito a questa parte di Torre, come viene chiamata comunemente dai suoi abitanti, di subire poche contaminazioni architettoniche o urbanistiche, rimanendo pressoché inalterata nel tempo. Un paese senza stazioni o caselli autostradali, che non sono lontani ma restano più in là, a qualche chilometro, facendo sembrare così distanti la frenetica vita commerciale del nord-est, ma anche il traffico, i rumori e l'inquinamento che lo sviluppo economico comporta. Proprio la sua posizione, al centro di realtà più importanti, ma defilata rispetto ad esse, per fortuna o purtroppo, lo ha portato ad uno splendido isolamento, dove si sono custoditi nel tempo valori differenti altrove perduti, come la tutela del paesaggio, il mantenimento delle tradizioni, la solidarietà tra le persone e l'inclinazione per un modo di vivere più lento, meno frenetico. Un paese dove tante consuetudini del passato non sono andate dimenticate, dove anche grazie alle tante associazioni attive sul territorio, la memoria per ciò che è stato, per le usanze della vita in campagna, cui Torre di Mosto è indissolubilmente legata, trovano anche ai giorni nostri continui richiami nelle feste paesane che si svolgono durante tutto l'arco dell'anno. Come la Fiera di San Martino, in onore del patrono, che in novembre celebra con numerose manifestazioni la civiltà contadina, i suoi mestieri, i suoi sapori e le sue tradizioni. Tra le varie rievocazioni ha sempre una particolare considerazione la gara di tiro alla fune, a ricordo dei successi conseguiti dagli atleti torresani negli anni 30, culminati con la vittoria del campionato nazionale a Roma per ben 3 anni consecutivi. L'obiettivo principale della Proloco è quello della valorizzazione del paese di Torre di Mosto. E come perseguite questo obiettivo? Un ricco calendario di iniziative che si avviano con la Casera a gennaio, proseguono successivamente nel periodo di giugno con la mostra Mercato delle Ciliegie. In quel periodo inizia anche una valorizzazione del bisat, l'anguilla della Livenza, un elemento caratteristico di Torre di Mosto, per approdare con il clou della stagione, che è la Fiera di San Martino, patrono del paese, tra ottobre e novembre. Concludiamo poi con Natale insieme nel periodo di dicembre, mercatini di Natale, una serie di iniziative volte a valorizzazione di Torre di Mosto. Immerse nella campagna rigogliosa si trovano le 2 frazioni di Torre di Mosto. La prima, Boccafossa, accoglie nel dedalo di canali e fiumi che la lambiscono ben 2 musei. Dal 1986 il Museo della Civiltà Contadina, ospitato in una barchessa della zona e ora chiuso al pubblico, conserva le testimonianze di un'epoca, accogliendo tra le sue mura ben 12.000 pezzi, dalle grandi macchine agricole ai piccoli utensili del mondo rurale. Il Museo del Paesaggio, inaugurato nel 2007, accoglie invece opere di artisti del Novecento che hanno operato prevalentemente nel Veneto e che mirano alla rivisitazione del paesaggio.
Questo museo del paesaggio che si inserisce in un ambiente del museo della civiltà contadina e anche della ruralità di Torre di Mosto. Ci troviamo nella frazione Sant'Anna di Boccafossa e questo museo ha come peculiarità la venezianità, quindi riportare quelle che sono le opere artistiche dei pittori dall'Ottocento fino ad oggi all'interno di un ambiente che è il Museo del Paesaggio di Torre di Mosto. Significativa anche la piccola chiesa di Sant'Anna di Boccafossa, che presenta al suo interno la statua della Madonna del Latte in pietra d'Istria, risalente al secolo XIV. La seconda frazione, Staffolo, sorge nello stesso sito dell'antica città di Eraclia, edificata dagli abitanti di Oderzo in fuga dai Longobardi intorno al 640 d.C. ed ora sepolta. La chiesa dei Santi Magno e Tiziano di Staffolo, in parte incompiuta, è realizzata nello stile tipico della bonifica. In questo territorio, che è stato palude prima e terra di bonifica dopo, solcato dalle acque del Livenza, famoso per la prelibatezza delle sue anguille e dai tanti canali che lo circondano, si può ancora contemplare un paesaggio incontaminato rispetto al passato. Per valorizzare questa eccellenza del territorio, divenuta tratto distintivo della tradizione culinaria delle sue trattorie, da qualche anno, sui cartelli stradali all'ingresso del paese, accanto alla scritta Torre di Mosto, ne compare una nuova, Paese del Bisat. Torre di Mosto si merita questo appellativo perché, essendo un comune che è remitrofo a Livenza, che ha il confine del fiume Livenza, praticamente è sempre vissuto, delle famiglie sono vissute esclusivamente con la pesca sul fiume. A conferma di ciò che ha reso piede la manifestazione Bisat d'Argento, una competizione culinaria aperta anche ai ristoratori dei paesi rivieraschi, che si inserisce in una più ampia strategia di marketing territoriale, che punta alla promozione e alla tutela dei prodotti caratteristici di questa zona, a iniziare dall'anguilla, e che diventa elemento di traino per un'intera filiera, dai pescatori ai ristoratori ai produttori enogastronomici, con un indotto positivo per l'intero comprensorio. Ma anche altre realtà torresane, legate alla tradizione gastronomica e mosse dalla passione per il lavoro, la ricerca continua e la sperimentazione, perseguono l'intento di mantenere vivi i sapori di un tempo o di recuperare coltivazioni e prodotti altrimenti destinati all'oblio. Sì, facciamo le uova di cioccolato, facciamo torte di tutti i tipi, sì, facciamo anche il torrone, sì. Siamo gli unici in zona che fanno focacce tutto l'anno, le focacce veneziane, e lo stesso la pinza. 7 anni fa sono partito con questa idea, come un hobby, di ritrovare questi grani antichi scomparsi nella nostra zona. Sono tutti grani lavorati a mano, essiccati al sole, come veramente facevano i nostri nonni. Perché devo venire a Torre di Mosto quando il nostro paese sembra apparentemente isolato rispetto alle vie principali di comunicazione, e invece io dico che è centrale rispetto al territorio, perché si colloca in una posizione di incrocio, di coincidenza tra i vari paesi, ed è adatto a un turismo lento, come va di moda in questo momento, soprattutto enogastronomico, oltre che culturale, e che vada alla riscoperta del territorio, che è stupendo dal punto di vista strutturale. Turismo enogastronomico che si sviluppa, che viene valorizzato in questi ultimi anni con il percorso Gira Livenza, perché sì, noi siamo centrali turisticamente, ma vogliamo non rimanere chiusi nel nostro alveo, nella nostra ansia di Livenza, ma vogliamo andare oltre. Per cui ci siamo confrontati con Caorle, ci siamo confrontati con San Stino, Ceggia, Annone Veneto e anche Pramaggiore, terra nota di vini, per la valorizzazione dei prodotti ittici di fiume, e non solo, ma anche di vini e così via. Per cui veniteci a trovare, venite a mangiare nelle nostre trattorie, nei nostri ristoranti, perché si mangia in maniera splendida e vedrete e ammirerete tutte le bellezze del nostro territorio.